io ho dato la disponibilità a visitare tutti gli istituti di pena del Veneto e sono qui a ringraziare gli operatori della sicurezza, cioè la polizia penitenziaria, i direttori e tutti gli staff, perché lavorano in condizioni assolutamente allucinanti e il Ministero non sta provvedendo da anni con le risorse minime necessarie. Oggi lo stato di degrado e di mancata sicurezza per gli operatori della polizia penitenziaria è assolutamente inaccettabile. Credo che sia giunto il momento che il governo la smetta di vendere cose utili che non ha ottenuto lui e cominci ad affrontare quei problemi che invece nasconde sotto i tappeti, a discapito di chi ci deve mantenere la sicurezza e di chi rappresenta le istituzioni e lo Stato. Pensate che nel solo mese di luglio ci sono stati 11 infortuni di violenza a danno della polizia penitenziaria. Tutto nascosto, tutto un sorriso di Renzi, però dove serve un intervento serio, dove c'è un grido di dolore, naturalmente non si fa niente. E allora io cerco e sicuramente sarà il mio intervento molto forte e vivo anche a Roma perché si smascheri questa assoluta mancanza di risposte. Santa Maria Maggiore è molto particolare appunto perché è una struttura vecchissima, gli interventi strutturali fatti risultano a tempi lontani e i tagli voluti dell'attuale governo non fanno nulla a sì che si venga garantito il minimo funzionale del sistema. Sono 262 detenuti ristretti. Il personale operativo per garantire il servizio all'interno della struttura sono 100 unità. L'organico prestabilito era di 189 unità. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione che vengano fatti degli interventi anche perché su quel camminamento, su quegli scatti di quel camminamento ci sono stati già degli infortuni sul lavoro, cosa che l'amministrazione ad oggi non ha mai risposto.